Un nuovo metodo per intervenire sulle arterie del cuore è stato sperimentato con successo a Castelfranco. Primo paziente, un quarantenne sportivo che dopo l'intervento è tornato da solo nella sua stanza. Un nuovo metodo per aprire le arterie evitando possibili infarti. È stato sperimentato con successo per la prima volta in Italia all'ospedale di Castelfranco su un paziente di 40 anni. L'uomo, che fa molta attività fisica, ha scoperto di avere le arterie coronariche chiuse con un elevato rischio al cuore. Da qui la decisione di intervenire con una nuova metodologia che ha aperto i flussi con del materiale che nel tempo verrà assorbito dal corpo. Abbiamo la possibilità di ricostruire allo stesso modo l'arteria come con i vecchi stent metallici, ma a differenza dei primi, a distanza di 18-24 mesi dal loro impianto, lo stent viene completamente bioassorbito, scomparendo dall'interno del lume vasale. Questo consente di trattare le patologie ostruttive senza dover poi portare delle protesi metalliche sino a lungo termine all'interno delle coronarie stesse. L'intervento è iniziato con un sondino inserito nel polso che poi ha portato la rete nell'area interessata. Un intervento semplice, veloce, solo 45 minuti, ma soprattutto poco invasivo, considerando che il paziente al termine è tornato da solo nella propria saletta di degenza. Una nuova frontiera per la cardiologia, ma soprattutto una risposta a tante persone a rischio infarto. La patologia aterosclerotica, cioè il processo che porta all'ostruzione delle arterie sia del cuore ma anche del cervello, come dei reni e delle gambe, è la prima causa di morte e di morbilità nelle popolazioni occidentali. E se prevenire è meglio che curare, ecco alcuni semplici suggerimenti per evitare comunque questi interventi. Stare attenti a tavola, quindi utilizzare una dieta povera di grassi, quindi poche carni, pochi insaccati, pochi cibi fritti, pochi formaggi, abbondare in verdura, frutta, pasta, verdure e legumi. Ovviamente se in famiglia papà o mamma hanno avuto un infarto, stare molto attenti, fare dei controlli precocemente, rivolgersi al proprio medico curante e fare dei controlli ciclici di pressione arteriosa e colesterolo e tanta attività fisica.